infatti sono venuto a saper tutto solo dopo che mi sono svegliato. La manina sta sul 7, la manona sta sul 9. Ma mia figlia dove sei? Oh! Oh! Mia figlia Giancarla, voglio sapere dove che è andata e doveva portarmi a ritirare a pensione. Giancarla! Ora che si inutile che la cerca, non è che sì. E dove sei? No, è che presente quando che il fa barufa con i suoi amichetti e dopo che lavora sta fettino da solo, ecco. Allora che non so mica monasa. Ho capito che ne sei assai. Ma mi voglio Giancarla, mia figlia Giancarla voglio! Eccolo il risultato del tuo gretto sciovinismo maschilista. Hai fatto sclerare la mamma perché tu non l'hai mai considerata come una donna. A te serviva solo una femmina che appagasse i tuoi biechi istinti riproduttivi. Ah, che mi... L'hai sempre maltrattata e sono proprio curiosa di vedere adesso come te la caverai senza di lei. Ah, perché ti credi che non sei in grado di lanciarmi da solo? Qua noi altri ci accavaremo benissimo anche senza Dea. No, non sei vero, nonno? Non è che preparo la colazione. Chi ti? No, cosa che parizzo? Toast alla francese. Amico, ma se mangia tutte le mattine caffè a te panduro. Non mi interessa, mi stamattina voglio toast alla francese. Oh, e toast alla francese sia. Oh, prima roba. È affinata. Eccola qua. Guarda che vorrei una padea però. No, questa che sì, che lo cominciamo. Poi le uova. Eccola qua. Uno, due. Guarda che si casca il scorso. E viene più buone così, se croccanti, no? Che piace croccanti a io, no? È una missia. Oh, quanto siamo più divertirsi, oh no? Un mondo. Allora adesso col pane da toast, butta dentro. Oh, andiamo qua. E non ti metti il latte. E latte, adesso no, pensava che mi avessi smetterà. L'avevo fatto apposta, non può far vedere se stava attento, no? Latte. Lavoriamo bene. Oh, ecco qua. Allora bene. E adesso se prepariamo un bel caffè. Oh, ecco qua. Non ti ne metti massa. No, è Sofia che lo fa, ma è sincero. Mi piace forte il caffè. Guarda che si brucia tutto. Come si brucia? Si brucia tutto, guarda. Io lo sapevo che prima o dopo sarebbero arrivati a questo. Perché già dai primi mesi di matrimonio mia figlia e Sergio non è che si vedessero granché, salvo a colazione. Oh Sergio! Buongiorno amore! Ah Sergio! Finalmente noi altri tutti soli su una casa tutta nostra e sposai! Un sogno che diventa realtà! Ti sei benissimo! Oh, non è vero? Sì, invece, ti trovo irresistibile! Ah! Maria Sergio, contienite! Non ancora da mettere su le tende! I vicini cosa penserà? Che se vogliamo bene! Ah, Sergio! Sai finché ora che lo aspettai ieri sera che ti tornassi dalla partita? Mi non capisco cosa che passi fino a notte tardi. Ascolta Giancarla, ti ha paura che ti tradisca. Ti assicuro che la tua unica rivalsa è a televisione. È proprio quello che mi preoccupa. Alla delle volte preferiria che si trattasse di una donna veramente. Va bene, stavo tutto il giorno davanti alla televisione. E ora? E ora? Non so cosa, non facevo più niente, Sergio. Non parlemmo mai. Non ti vedi pochi scorbutico che ti sei diventato? Ah, come che ti rispondi a mio papà? Per forza, se sei insieme io. Intanto porti con fia rispetto, va bene, poveretto. Che sia anche morta appena adesso mia mamma. E speriamo che sia tornato presto anche io.
Sento che ti fa questi discorsi, Sergio. Mi fa venire su nervoso. Ti sarei sentito. Un matrimonio come tanti altri matrimoni. Sono arrivati dei figli e a Chiara, Michael, e col passare degli anni mia figlia non ha fatto altro che dedicarsi completamente alla casa e alla famiglia. Quante ore passai a nettar partera, a lavar, Maria Santa! a cosir calzetti, e mai nessuno che avesse una tensione parea. L'unica sua soddisfazione c'era guardarsi ogni giorno la sua telenovela preferita. Il fatto è che mia figlia aveva bisogno di fare finalmente qualcosa per se stessa, di dedicarsi del tempo. Però non sapeva come dirglielo a Sergio. Ascolta Sergio. Oh! Mario è ancora affinato. No, zero che pensavo. Ma poi ti pensi anche? Sì, delle volte mi capita. E non ti faria male neanche a te ogni tanto, va? Ah, la spiritosa. No, zero che pensavo, no, che ragionavo. I fiori ormai sono grandi, no? E se arriva il momento finalmente che nella vita facesse qualcosa a camparmi, no? Non ti pare? Oh, senti il telefono. Se Silvano sto qua, fa la partita. Ciò che pareva, una volta che parlo mi deve cambiare qualcosa nella mia vita e sto qua a pensare a partire. Pronto Silvano? Sì, ecco. Ho già capito che sto qua. Tanto mi qua su sta casa sono sempre considerata seria, vero? Aspetta un momento. Non ti fai far più piano che lo sento. Ah sì? Non ti senti? Zappa, ecco qua, Zappa, non ti senti? Non ti senti? Non ti senti? Oh! Ma si deve dare la volta! Sì, tanto a te non ti interessa niente. Dai che non mi interessa! Che... Oh! Pensa! Se io fa un infarto, aiutami! Sergio! Cos'è nato? Niente, che non riesco a dormire. C'ero che pensavo a un cuoco ti si sta male. Alla mia oggi ho capito cosa che sei stata la mia vita senza di te. E ho già tanta paura. Ma poi pensa, adesso non ti va ad aver più paura, sai? Sì, ma avevo tanta paura perché mi sentivo contenta. Oh, contenta perché ero morto? Sì, contenta di non averti più tra i piedi. Come se mi avessi cavato un peso, ora. Sergio, che ho pensato tanto. Ora non mi interessa più che dirà la gente. Mi voglio il divorzio. Cioè, ti mi domandi il divorzio a me? Ora che semmai sono me che dovrei domandarti il divorzio a te, che ti venga a sala solo in preda ad un infarto. Ma quale infarto? Un blocco intestinale ti cavo un infarto. Ti lo sapevi? No, è ora. Poi mi dico, cioè, qua in casa insieme c'è una roba stupenda. Dammi una buona ragione. Una, perché ti si viene fuori con sta sparata del divorzio. Perché quando che te guardo che ti si tiro a mangiare, Sergio. Quando che te guardo sentare in divano. Quando che ti sei in letto che ti ronchisi. Mi va solo a guardarti e mi viene la voglia di spaccarti a testa. Ti vuoi spaccarmi a testa? Dai, ora spacchimi allora. Spacchi. E ora sappi che la prossima volta è a testa. Sono me che ti spacco a te. Ti vuoi la guerra? E quella sia!